L'1% della popolazione soffre di epilessia ed in provincia di Agrigento sono circa 300 le persone in cura all'ASP, che possono usufruire delle cure mediche ma sino alla maggiore età. Nasce così una nuova realtà per venire incontro agli adulti malati di epilessia presso l'associazione Amici Ollus di Agrigento a Villa Seta, che amplia i suoi servizi. Abbiamo il problema grosso dei bambini che superano il 18° anno di età e nel nostro territorio non ci sono dei servizi strutturati su questa cosa. C'è la possibilità delle visite, degli interventi, dell'elettroencefalografia, però non ci sono dei servizi in cui è il ragazzino ad essere seguito, ma sono dei servizi a domanda. Proprio a partire da questa considerazione, questa mancanza di servizi dedicati per gli adulti, in collaborazione con l'associazione Amici stiamo strutturando un laboratorio proprio di epilessia ed elettroencefalografia per ragazzi disabili oltre i 18 anni. Abbiamo intrapreso una nuova attività, oltre a quelle che già svolgiamo da 5 anni, che è il supporto ludico-ricreativo e anche socio-riabilitativo per minori. E invece da pochi giorni che abbiamo intrapreso insieme, grazie alla collaborazione del dottore Vetro e di un tecnico specializzato, un ambulatorio per elettroencefalografia per adulti. Nel corso dei lavori moderati dalla nostra collega Anna Rita Di Leo è stato stipulato un importante protocollo d'intesa tra l'ASP ed il mondo scolastico, volto a tutelare i ragazzi epilettici. Prevede tra le altre cose la possibilità di somministrare farmaci durante le ore di scuola. Il lavoro nostro spesso pensiamo che si racchiuda in ambulatorio, in una struttura sanitaria, ma il bambino, il ragazzo con epilessia non sta nel nostro ambulatorio, fa la sua vita in famiglia e soprattutto a scuola. E quindi la scuola non possiamo tenerla fuori dagli interventi assistenziali che devono essere fatti. Innanzitutto sono i genitori che devono fare la richiesta, perché resta sempre il diritto dei genitori a garantire il proprio figlio. I genitori devono fare la richiesta, il dirigente scolastico deve recepire la richiesta, deve organizzare la struttura, deve informare gli operatori della scuola, deve anche attraverso il rapporto con l'ASP informare e formare gli operatori su come viene data l'assistenza, su come può essere data l'assistenza.